Open Day oggi qui all'Accademia Belle Arti Michelangelo, un'istituzione ormai per Agrigento che si sta avviando anche un'apertura non solo regionale ma anche internazionale. Abbiamo saputo che arriveranno anche degli studenti cinesi e giapponesi. Sì, studenti cinesi e anche di altri paesi europei. Devo dire che oggi l'Accademia si apre alla città perché molti non conoscono, molti agrigentini non conoscono questa istituzione, che non è un'istituzione liceale ma è un'istituzione universitaria, appunto l'Accademia di Belle Arti, che ha lavorato tantissimo anche in collaborazione per il Ministero. Per esempio abbiamo fatto per ben 3 volte corsi abilitanti per l'ufficio scolastico regionale ed è appunto, dicevo, un'istituzione di alta cultura che rilascia titoli accademici, lauree triennali e specialistiche. Un rilancio della scuola, un rilancio dell'università, perché non è ammissibile che una città d'arte come Agrigento e anche una provincia con bellezze artistiche, paesaggistiche spettacolari qual è quella agrigentina non abbia la sua università dell'arte ed è bello, ed è importante che questo sia adesso nel centro storico, perché anche il centro storico di Agrigento va valorizzato e va trasmesso e fatto vedere non solo agli agrigentini ma anche a tutto il mondo. Un'accademia che si interessa ed è protagonista anche del protagonismo civico. Abbiamo visto le tante opere realizzate, tanto per citarne qualcuna, le mattonelle che avete messo nel piazzale della casa natale di Pirandello e anche altre iniziative, insomma un'accademia che vuole essere, diciamo, parte attiva della città. In quest'ultimo anno abbiamo fatto tantissime attività che neppure io ricordo, non solo con le mattonelle dello spiazzale del Caos in occasione della venuta del Presidente della Repubblica, ma posso ricordare per esempio i 2 grandi pannelli in ceramica alla Villa Bonfiglio, i pannellini che hanno armonizzato i vasi del Viale della Vittoria con il pilastrino, le 2 scritti tutti diversi, tutti uguali, che sono proprio lì al Viale della Vittoria, l'insegna del posto di polizia municipale di Porta di Ponte, del rivestimento di alcuni vasi davanti la questura, vasi divisori del posteggio, i posaceneri, 46 posaceneri in tutta la città. Insomma l'Accademia fa quello che può nel suo piccolo, perché deve essere a servizio anche della comunità e degli enti locali. C'è anche qualche altra iniziativa che state organizzando, io non ne parlo, sicuramente se lei ce la vuole anticipare, si tratta di un grande nome della musica italiana. Sì, stiamo preparando a livello progetto attualmente qualche cosa che si colleghi con il Belvedere che sarà intitolato a Domenico Modugno. Siamo attualmente nella fase progettuale e speriamo di fare qualcosa di bello che rimanga anche nei tempi. Agrigento non può essere ricordata soltanto per cose costruite 2500 anni fa, manca l'arte contemporanea che non esiste, cioè fra 1000 anni noi non avremo niente da trasmettere di quello che in questo periodo si sta facendo ad Agrigento.